Caro Armando, siamo qua anche a far compagnia ai nostri È una bella ascoltatori. roba, finché sedemo a manco sì, Che bello che sei, sì, meraviglioso, Ma meraviglioso. fantastico, Miei cari fantastico. signori, buongiorno a tutti. E Bruno, che dire oggi? Cosa presentiamo oggi? Oggi presentiamo una ricetta del baccalà alla vicentina, una ricetta che porta bandiera nel Veneto perché è ormai conosciuta in tutto il mondo. E Ricetta qua. baccalà, sì. Da dove arriva il baccalà? Dai paesi freddi? Molto, sì. Sì, dai mari del nord. Del nord. E quindi tu non so se ti ricordi un aneddoto sul baccalà con terra boccia. Ah sì, mi ricordo, era una roba stranissima, che però ti ha fatto vivere dei momenti straordinari. Abbatteva il baccalà, veniva abbattuto. Ma Bruno, non mi dire. No, ma c'era un boccia che te vedeva che roba era, boia miseria. Un bisogna sì, non aveva barba ma ancora. per le mie care amiche, sto uomo qua, e si ricorda chi batteva il baccalà, perché una volta in effetti il baccalà nei mercati si trovava tutto essiccato da batter, no? E quindi bisogna batterlo a casa. Magari ti trovava quelli alimentari che vendeva alimentari e ti fa un piacere, ti trovava magari battu, però se no era pontati, se non è vero sta roba qua, no, un verissimo, ceppo. verissimo, che c'era addirittura, mi ricordo il ceppo dove chi spaccava la legna, bravo. dove che i nostri nonni, Sì. i nostri papà spaccava la legna d'inverno Sì, per metterla via certo. per tutto l'inverno, e pulivano questo ceppo, questo grande ceppo, certo. e con un martello, adesso non mi ricordo, di legno, di metallo, un po' di battevano metallo, il baccalà e dopo le scagliette bravo. che veniva fuori. Li batteva sto baccalà ben, proprio a stimolo antico, non pressà come adesso, e che veniva molto meglio. E dopo, quando io batteva così, veniva fuori qualche scaglia, ti vedeva i bocce magari c'era attorno, quel che batteva, zacca, si fermava, si mangiava sta scaglia di baccalà secca. Ma fatto buona. così in casa restava dei bei tocchi delle scagliette che le faceva da contorno. Certo, da contorno, dopo. bravo. Ecco. E quindi adesso vi do questa ricetta di baccalà vicentina che la SEO ovviamente per 4 persone, prende un 600-700 grammi di baccalà, qualità a ragno, che è la migliore. Sì, mezzo litro abbondante di un buon olio di oliva. Sempre l'extravergine di oliva. Vadi a sapere che il baccalà ha bisogno di tanto olio. Scusa qua... Armando, non stai assolutamente, specialmente con l'olio, andare al supermercato, andare a guardare quelli che costa manco, perché qui vi fa acidità. Spende €1 in più sull'olio, ma lei qualche che dà il sapore straordinario. Ben da Drio i cartelli cosa c'è scritto che è importante. E da dove che arriva? Ecco. Due cipolle finemente tritate, bianche o rosse che sia, no? 4 spighi di aglio, 2 cucciari di prezzemolo. Ecco, l'aglio va tolto poi? No, qua ma dopo te ne conti. 2 cucciari di prezzemolo tritato, e un po' di parmigiano grattugiato, farina 00, e poi ovviamente che vuole anche la farina papointa, che guardi sapere come si fa a polenta, perché che vuole la polenta gialla, quella che vuole gialla. E sale e pepe. E il procedimento sapete che bisogna che mettete, i miei cari signore, a bagno il baccalà. Quindi bisogna metterlo in acqua fredda, si lo mette in acqua, la stare 2 giorni in acqua. Però questi 2 giorni bisogna che stai al freddo, è importante stare al freddo, e bisogna che al manco 2 volte al giorno e mi cambia l'acqua, che è importante, cambia l'acqua che fa una carezza pian pianino, che tira via un po' la viscività che si può formare sopra, e per 2 giorni mi fa sto servizio qua che è importantissimo. E ora resta tenero. Dopodiché lo sciacquate, dopo 2 giorni lo sciacquate dall'acqua, lo togliete dall'acqua, date una sciacquatina, lo asciugate per bene e lo aprite come fosse un libro. Quindi il baccalà è chiuso così, lo aprite, no? Aprendolo così, tagliate la parte dove che è dalla pancia in giù e in su, e togliete tutte le spine che ha, tutte le parti della budella e quant'altro, lo pulite molto per bene,
lo tagliate sempre a metà, lo tagliate per lungo e formate dei pezzi di 10 cm, bei pezzi grandi così di 10 cm. Sopra cosa fate? Mettete un po' le acciughe spezzettate, un po' di prezzemolo, l'odore di aglio sparso, sale e pepe e a questo punto lo passate alla farina. Questi pezzi vengono chiusi uno con l'altro così. Una volta chiusi dovete, questa è una tipologia molto interessante, devono essere legati con del spago da cucina, 2 legacci che contiene dentro tutto il discorso degli ingredienti del baccalà. Una volta fatto questo passate tutti i pezzi alla farina ed in una teglia capace mettete questi pezzi di baccalà che li fate rosolare ambo le parti a fuoco dolce, che quindi il baccalà ha un bel colore, e con la faccia a sto bel colore qua, lo bagnate con latte, lo bagnate tutto con latte, il prezzemolo se ne resta lo mettete sopra, perché dentro gli sta farcito con la cipolla, prezzemolo, acciughe e l'aglio, e anche il pan grattugiato deve essere dentro, e chiudete questo e portate a cottura pianino pianino con questo latte, con tutto l'olio che avete messo. Una volta avrà una bella mezz'oretta, anche a 3/4 d'ora, che si cucina pian pian così. Una volta cucina che si asciuga di tutto, che si concentra il sughetto del latte così, lo spegnete, mai mangiarlo subito, mai mangiarlo, lo spegnete dal fuoco, lo potete conservare nella teglia. Ecco, un'esecuzione che dovete fare è questa che è importante. Nella teglia, una volta che avete cucinato il baccalà, dovete ciappare la teglia e fare questo movimento così, fino a che sopra mi viene tutto l'olio. È importante che appare tutto l'olio. Lì lo lasciate lì, lo coprite, il giorno successivo tagliate tutti i spaghi e lì scaldate i pezzi di baccalà che volete e lo portate ai tavoli con una bella polenta fumante. Ecco, perché un giorno deve riposare? Perché è meglio, si matura, siccome una pasta e fagioli, mangiarla subito, no? I fagioli si mangiano dopo un giorno. La minestra dei versi, anche qui dopo un giorno, le 7 minestre, 7 robe che bisogna mangiare dopo un giorno. Questo baccalà è buonissimo così, è buonissimo in tanti altri modi, lo vedremo in altre ricette in seguito, e anche la trevisana, che è come la vicentina, importante, che quando venga in toa, caro Bruno, che venga bello. Oggi non te ho interrotto perché la ricetta è una ricetta veramente importante. Vi è mai capitato di fermarvi in un locale dove c'è scritto fuori baccalà vicentina, entrare dentro, mangiare il baccalà e non gane arte né parte? Ma e io che preparare mattina alle 10 e vi ho dato a mezzodì. Sì, e da prescindere da questo, ti guardi, torna a guardare perché magari non te rendi conto e ti dice: ma io ho baccalà mantecato o io ho baccalà vicentina? Vero. Mie care signore, questo è i bei, quando che andiamo a mangiare il baccalà, i bei tocchi che te vedi il baccalà. E ora questa è arte, questa è passione, questa è cucina, questo è vivere, questo è maniera di far vibrare le papille gustative. E caro questo Bruno. Qua, Armando, è il libro che ti ha scritto di ricette, non è solo questo. No. E noi lo diciamo ai nostri ascoltatori che è in vendita in tutte le librerie, però se qualcuno non sa dove andare o è lontano da dove noi trasmettiamo, può scrivere a Veneto Globe. Per carità, caro Bruno, li puoi scrivere e non altri, basta che ti dà l'indirizzo, dopo mandarlo per posta. Anche la dedica. E con allora dedica. Ma quando chi ti dice, bisogna chi ti dice se è la caramata è ora che
faccio una bella dedica, oppure se è per un'amica, oppure se è per un regalo che devono fare. E vi ricordiamo anche un'altra volta, per adesso però vi salutiamo, vediamo appuntamento a un'altra bellissima ricetta. Grazie. Armando, ciao Bruno. A domani, sempre fresco come oggi. Grazie. Cibo fresco sia più bello. Buon appetito a tutti. Buongiorno.